Ciao bellissimi, bentornati. Come vedete siamo nella foresta tropicale di... Ah no, scherzavo. No, oggi ho deciso di parlare del Giappone, di raccontarvi un po' il percorso che ho fatto in Giappone, soprattutto le ultime 2 settimane, perché per un mese e mezzo, come molti di voi sanno già, sono restato ad Ahoshima, nella prefettura di Miyazaki. Però nelle ultime 2 settimane del mio viaggio ho girato parecchie città famose e anche luoghi un po' meno famosi. Però mi rendo conto che vi ho mostrato i luoghi, vi ho mostrato le strutture, i templi e quant'altro, ma non vi ho mai parlato del viaggio, dell'itinerario, di che cosa ho utilizzato, come mi sono spostato. E penso che possa essere interessante. Magari nel frattempo, intanto che vi racconto, salta fuori anche qualche storia. Siete pronti? Pronti via! Ok, eccoci qua. Avete mai visto Google Earth? Io mi diverto sempre a fare girare la Terra. Ok, allora, iniziamo da Ahoshima, della prefettura di Miyazaki. La città, il paese in realtà è un paese balneare dove mi sono fermato per un mese e mezzo e questo paese è famoso in particolare per il suo piccolo isolotto con mille piante tropicali e uno shrine in mezzo. Allora, questo è il paesino, come vedete non è tanto grande e la parte del paese che più ci interessa è la sua spiaggia. Proviamo ad andare a vedere com'è. Già i colori fanno pensare all'estate, eh? Eccolo qua! Questa è la spiaggia di Ahoshima. Come vedete somiglia un po' a Lignano. A parte per il fatto che le onde sono abbastanza alte e regolari per surfisti. Quindi questo è un paradiso per i surfisti, soprattutto per i principianti. Infatti c'era un sacco di gente. E qua, nelle giornate migliori, dove le onde erano migliori, potevate vedere una marea di puntini neri che erano tutti i giapponesi con la tuta, con la muta, che surfavano. Questa invece è l'isoletta di cui vi parlavo. Andiamo a vedere anche lì. Vi faccio vedere il ponte. Eccolo qua. Tramite questo piccolo ponticello si arriva all'isolotto di Ahoshima, che è circondato da queste particolari pietre che sono chiamate il lavatoio del diavolo, perché sembrano le pietre, no? Dove si lavano i vestiti, però ce n'è così tante ed è così grande che sembra una cosa fatta da un dio o da un diavolo in questo caso. E qua giù, vedete, c'è tanta gente che va avanti e indietro per raggiungere lo shrine. No, siamo andati oltre. Vedete questa porta? Questo si chiama Tori, è una tipica porta dello shrine. In questo punto esatto mi sono svegliato 20 volte la mattina presto alle 5 e mezza per vedere l'alba, dato che il sole saliva, sorgeva esattamente da questa zona qui e quindi cercavo di prendere esattamente il sole mentre saliva verso l'alto al centro di questa porta, ma è stato estremamente difficile, però dopo 20 volte ce l'ho fatta. Adesso vi metto il breve video che sono riuscito a fare. E qui vediamo l'ingresso allo shrine, vediamo se possiamo entrare dentro. Eccolo qua. In questa pozza, questa è tipica di tutti gli shrine. Shrine è il termine corretto perché tempio si riferisce al tempio buddista e lo shrine invece è quello shintoista, e all'ingresso c'è questa vasca con dell'acqua che serve a purificare, un po' come l'acqua santa che abbiamo nelle nostre chiese. E la differenza è che qua bisogna versarla sulle mani e sulla bocca e poi si può entrare nello shrine. Boh, basta a Hoshima. Se volete più informazioni, più notizie, guardate il video, vi lascio il link ovviamente. Bene, per iniziare il mio viaggio di 2 settimane ho acquistato un JR Pass. Che cos'è? In Giappone c'è una compagnia, la compagnia più famosa probabilmente, di treni, che si chiama JR. E con questo JR Pass si ha la possibilità di utilizzare per un periodo, che può essere 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, tutti i treni
e le metro di questa compagnia. Quindi cosa ho fatto? Ho acquistato una settimana di JR Pass e con questa mi sono spostato tramite treno, appunto. Innanzitutto la prima parte del mio viaggio è stata da Miyazaki, da Ahoshima, fino quassù a Kagoshima. Anche Kagoshima non è molto famosa tra i turisti italiani e comunque non giapponesi. Kagoshima è una città molto famosa per la sua isola vulcano, il Sakurajima. Andiamo a vedere il Sakurajima. Eccolo, questo è il vulcano, questo fuma costantemente, è sempre è sempre attivo. E volendo da Kagoshima si può prendere un traghetto e andare a visitare, andare a vedere, a scalare il Sakurajima, quindi questo vulcano attivo. Io sinceramente non l'ho fatto e in molti mi hanno consigliato di non farlo perché è come salire una collina con costantemente ceneri in bocca, quindi non mi è sembrata proprio un'esperienza così interessante. È stato molto più bello, scusate se mi sposto ma non vedo il meno e il più, è stato molto più interessante vederlo invece tramite traghetto. Quindi quando mi sono mosso da Kagoshima verso sud sono passato davanti al Sakurajima e l'ho visto tra l'altro durante il tramonto, quindi questa ondata di fumo rosa, bellissimo. Inoltre qua a Kagoshima c'è un monte dall'altro lato della città, vedete è tutto in mezzo alle colline questo paese, e dall'altro lato c'è questo monte, adesso non ricordo esattamente il punto preciso ma lo trovate, dal quale c'è un punto panoramico per osservare proprio il vulcano ed è uno spettacolo. Tra l'altro lì ci sono due simpatici signori vecchini, due volontari che aiutano le persone a comprendere meglio il posto, che sanno parlare in inglese e vi fanno anche le foto. Bene, dopodiché da Kagoshima cosa ho fatto? Intanto vi faccio vedere dove ci troviamo. Siamo esattamente nel sud-est del Giappone. Qui è Tokyo, qui è Osaka, qua giù è Kagoshima. Adesso è girato ma di solito lo si vede in verticale. Da Kagoshima ho preso un traghetto e con 4 ore di viaggio sono arrivato fino qua giù a Yakushima. Yakushima, anche questa è un'isola poco famosa tra i turisti non giapponesi, ma è molto famosa tra i giapponesi ed è l'isola su cui è stata ambientato il film della principessa Mononoke, quindi dal regista Miyazaki. Per i giapponesi questo è un luogo, diciamo, quasi sacro, ma in particolare c'è un percorso che parte dalla città e porta sulla montagna fino al centro dell'isola, fino a questo Jomunsugi, che è un albero millenario, un cedro, e questo percorso è un percorso che si può definire sacro, almeno così me ne ha parlato il proprietario dell'ostello in cui mi trovavo ad Ahoshima. È un percorso di 4-5 ore e tutti i giapponesi lo conoscono, in pochi l'hanno fatto. Io sono arrivato nel pomeriggio, verso le 2 del pomeriggio, sono salito fino a qua con l'auto, mi sono fatto dare un passaggio da 2 ragazzi italiani che ho conosciuto proprio sul traghetto. Dopodiché da qui, dove parte il percorso, in 4 ore e mezza sono arrivato allo Jomunsugi, eccolo qua. Anche su questo viaggio ovviamente c'è il video. Sono restato un po' deluso da questo albero perché anche se è gigantesco, eccolo qua, anche se è gigantesco non è possibile andarci vicino perché c'è questa barriera e oltre la barriera c'è una rete, quindi non ci si può avvicinare più di 15 metri. E io speravo di toccare l'albero sacro e diventare un po' sacro anch'io. In ogni caso è stata un'esperienza bellissima, sono tornato indietro. Tra l'altro, quest'isola dicono che sia il punto più piovoso di tutto il Giappone. E infatti col traghetto, se vedete il video, quando sto per arrivare si nota che il cielo è completamente pulito, solamente sull'isola c'è un'enorme nuvola nera, cose veramente da fantozzi. Bene, poi sono tornato indietro a Kagoshima e da Kagoshima ho preso un treno veloce che si chiama Shinkansen,
Da Kagoshima fino su, sono andato a finire ad Hiroshima, esattamente qua. Ora non ricordo quante ore, ma i treni veloci sono veramente veramente veloci. Ad Hiroshima mi sono fermato una notte, mi pare, no, forse 2 notti, e ho visitato ovviamente il museo della bomba atomica, il memoriale della pace, e tra l'altro mi è piaciuto molto di più il parco attorno piuttosto che il museo stesso all'interno, perché mentre il museo racconta la storia, però trasmette molta tristezza e negatività, che ovviamente è comprensibile, all'esterno il parco comunque ricorda la storia, ricorda i caduti e quant'altro, però al contrario trasmette la positività della rinascita, quindi il pensiero positivo che c'è dopo la tragedia, e quindi mi è piaciuto assolutamente di più. Un'altra cosa molto bella di Hiroshima è il suo castello. A parte il fatto che tutta la città è immersa nell'acqua, vedete questi fiumi che passano avanti e indietro, sono veramente veramente suggestivi. Il suo castello lo cerchiamo perché non abbiamo tempo. Ah, eccolo qua. Vedete, anche questo è circondato dall'acqua, e io credo che la visuale migliore del castello sia da questa zona qua. Vediamo se ricordo bene. Sì, vedete, ci sono gli alberi su tutto questo percorso, con il canale alla destra, che più che un canale è praticamente un fossato, e lungo tutta la strada si può vedere il castello. Adesso sto cercando un punto panoramico più aperto. Si può vedere il castello sull'acqua con tutti questi alberi di ciliegio. Se non avete la possibilità di andare in Giappone in aprile o a marzo, a fine marzo-aprile, quando c'è la fioritura dei ciliegi, io consiglio assolutamente di andare quando sono stato io, quindi in ottobre-novembre, perché tutti i colori sono comunque molto molto accesi, ci sono verdi chiari, gialli, rossi, ed è veramente uno spettacolo. Questo qua è il castello. Andiamo a vedere se possiamo visitare il castello. Possiamo andare proprio vicino vicino, sembra. Eccolo, esattamente. Ovviamente non è originale, è una ricostruzione perché chiaramente è andato distrutto con la bomba atomica, ma è una ricostruzione molto fedele, e all'interno c'è un museo, quindi ci sono tantissimi oggetti e documenti e armature originali. Tra l'altro qui dovrebbe essere vietato fare video e foto, ma non lo sapevo, quindi ho filmato tutto quanto. Dopodiché sono andato dritto fino a Tokyo. Ho speso 2 giorni a Tokyo e poi sono tornato indietro fino a Kyoto. Adesso non entro nel dettaglio perché per parlare di Tokyo sicuramente non bastano 2 minuti. Io vi dico soltanto che se dovessi tornare farei una cosa che mi hanno consigliato più di una persona ma che non sono riuscito a fare, e cioè andare all'Odaiba Beach, che è sul molo. Vediamo se lo troviamo. Proviamo a scriverlo. Eccola qua. Odaiba Beach al tramonto, mi hanno sottolineato. Qua tra l'altro c'è una replica della Statua della Libertà, e tutte le persone che mi hanno parlato di Tokyo mi hanno detto di andare assolutamente in questo punto. Ah, c'è anche il Colosseo. No, questo è un hotel. C'è un punto panoramico dalla spiaggia dove il tramonto è assolutamente spettacolare. Vedete, c'è anche qualche foto. Bene, questo è Tokyo. Non vi parlo oltre di Tokyo perché ce ne sarebbe troppo. Guardate il video che ho fatto se volete, vi lascio il link. Nei video che ho fatto in Giappone
non racconto molto, faccio più che altro vedere i posti e scrivo il nome dei templi, degli shrine e dei luoghi che sto visitando. Quindi se vi interessa approfondire qualcosa, segnatevi il nome che vedete sotto e poi lo potete cercare su internet. Dopodiché da Tokyo sono tornato indietro fino a Kyoto. Kyoto è la città che in assoluto mi è piaciuta di più di tutto il Giappone, perché è veramente completamente immersa nella cultura e nella natura. È circondata da monti, vedete? Io sono salito un giorno anche su questo monte qua su, c'è un percorso qua dietro che sale su tutta la montagna e volendo, se qualcuno volesse, potrebbe anche scendere dall'altro lato e andare a vedere il lago Biwa. Ma io sono tornato giù, sempre dal lato di Kyoto, e qua su in alto c'è un punto panoramico dove si vede tutta la città e si vede proprio che è appoggiata nella valle, completamente circondata dai monti, ma più che altro sembra che la città stessa stia cercando di salire lentamente sui monti, perché ogni spazio edificabile è stato edificato, è incredibile. Non so se sia un bene o un male, ovviamente. Questa città l'ho visitata in lungo e in largo perché ho dedicato 7 giorni a Kyoto. Tra l'altro ho vissuto l'esperienza più brutta di tutto il mio viaggio perché sono stato ospitato tramite couchsurfing da un ragazzo cinese che studia in Giappone. E sono stato malato per 3 giorni e dato che in questo appartamento dormivo sul pavimento, proprio sul pavimento con un sacco a pelo, malato sul pavimento senza poter vedere Kyoto, vi lascio immaginare che brutta esperienza possa essere stata. Inoltre ogni tanto lui tornava a casa alle 2 di notte e non cercando di fare silenzio, nel senso andava a fare la doccia con il volume della musica al massimo, poi sbatteva tutte le porte e insomma non è stata proprio una grandissima esperienza. In ogni caso ho visitato in lungo e in largo Kyoto, quindi posso dire di averla vista molto molto bene. E io mi muovo a piedi tra l'altro, quindi anche tra un santuario e l'altro non ho visto solo autobus, ma ho proprio visto tutti gli angoli della città. Credo che quello che mi sia piaciuto di più sia un santuario, che è questo qua, il santuario di Fushimi Inari. Questo fino a poco tempo fa era molto molto poco famoso. Soprattutto i giapponesi mi hanno raccontato che per loro non era importante come santuario, è diventato famoso negli ultimi anni grazie proprio al turismo. E questo santuario è il santuario delle 1000 porte, dei 1000 tori. Qui c'è un percorso che dura, adesso non mi ricordo esattamente quanto siamo stati, comunque non è così lungo, e si cammina per tutto il tempo salendo questa collina, questa montagna, si cammina all'interno di questi gate, questi tori, queste porte, ed è tutto all'interno della foresta, quindi è veramente veramente bello, molto suggestivo. Vedete? Questi sono i 1000 tori. C'è un punto in particolare dove dovrebbe essere il passaggio dei 1000 gate, delle 1000 porte. Le ho contate, erano 382 se non ricordo male, però sicuramente in totale, se si contasse tutto il percorso, sono ben più di 1000. Bene, basta per Kyoto ho fatto 2 video, perché appunto sono stato tanto tempo e c'erano tante cose da mostrare. Dopodiché, ultima destinazione era Osaka, ma dato che avevo ancora un po' di tempo, mi sono fermato a Nara. Nara è un'altra città che è stata capitale dell'impero giapponese, e mentre era capitale l'imperatore ha creato questo parco, il parco di Nara, che è un parco immenso. Veramente qua si può spendere una giornata intera girandoci attorno. E la cosa più bella dal mio punto di vista sono i cerbiatti, che sono selvatici ma addomesticati, che ce n'è veramente a centinaia all'interno del parco e sono molto coinvolti, quindi vengono vicino, cercano cibo, cercano di attirare attenzione. Tra l'altro, per quando vogliono chiedere un biscotto, hanno, come dire, l'abitudine di fare una sorta di inchino, come i giapponesi. Quindi vi vedete questi cerbiati che fanno così e voi ci restate un po' di stucco. Poi quando lo scoprite dice, ah ok, è una cosa normale, però non è così normale. E i cerbiati tra l'altro sono sacri per via di una leggenda. Qui c'è un tempio
un tempio, questo è un tempio. Tra l'altro, se non ricordo male, è proprietà mondiale dell'UNESCO questo, il Todaji. E qui, quando è stato creato questo tempio, è stato dedicato a una divinità. Questa divinità, durante il giorno della cerimonia, è scesa sulla terra, è arrivata in questo parco di Nara, cavalcando un cerbiatto bianco. Quindi, da quel momento, i cerbiatti sono un simbolo, come se fossero i messaggeri degli dei, quindi sono sacri. Bene, poi, da Nara mi sono spostato a Osaka, e Osaka, nel video che ho fatto, l'ho definita la città d'acqua, perché come vedete c'è acqua ovunque. Tra l'altro io mi sono soffermato, sono restato in una zona abbastanza vicina al porto, e le cose che ho visitato erano tutte quante in questi piccoli isolotti, come ad esempio il museo oceanografico o anche Universal Studios. Ovviamente ci sono andato a piedi, e la cosa impressionante, la cosa che mi ha impressionato di più, è la lunghezza dei ponti e anche quanto sono alti, perché chiaramente potete immaginare che devono passarci sotto enormi traghetti. Andiamo a vedere un ponte, ad esempio, vediamo questo qua, lo guardiamo direttamente dall'acqua. Siamo su un traghetto, che bello. Ecco qua, questo è il ponte, pensate un po'. Per attraversarlo penso che mi ci siano voluti circa 20-25 minuti, forse anche di più. E il bello è che non sono autostrade, quindi è possibile attraversarli. C'è un passaggio pedonabile, si vede quasi anche la ringhiera, che permette anche ai pedoni e alle biciclette di attraversarlo, però è lunghissimo. Qua giù invece, dove vedete la ruota panoramica, c'è il museo oceanografico, e molto vicino ci sono anche gli Universal Studios. Quindi qua, questo è il museo oceanografico, che è ovviamente temporaneamente chiuso. Per qualche motivo ci fa vedere le navi. Qua si possono toccare le razze, stanno attenti a non toccarne la coda. Molto bene. E molto vicino, se non sbaglio forse nell'isola accanto, ma stiamo di meno a cercarlo, ci sono gli Universal Studios, che tra l'altro sono eccoli qua, sono la cosa che mi è piaciuta di più di Osaka. Non tanto per il parco, perché non sono entrato dentro dato che costava 70 euro e avevo solo un paio d'ore, quindi non aveva senso dato che ci vuole almeno una giornata per visitarlo tutto, ma anche solo guardarlo dall'esterno. Vediamo se riesco a trovare l'ingresso. All'ingresso, ecco qua, all'ingresso ci sono comunque tantissime strutture, diciamo, tipiche dell'Universal, e le musiche, soprattutto le musiche in sottofondo sono quelle dei film Universal, e io sono un appassionato di film, quindi le riconoscevo tutte quante e mi sentivo nei film Jurassic Park, Harry Potter, e insomma è stato veramente veramente bello, anche se questa sicuramente è una delle esperienze più turistiche che uno possa fare ad Osaka. Bene, il nostro viaggio con Google Earth in Giappone è finito per oggi. Il video è estremamente lungo, molto più del solito. Se siete arrivati fino a qua giù vi faccio veramente un enorme complimento e vi ringrazio. Ovviamente mettete un like e condividetelo se lo avete trovato interessante. Se avete altre domande, cose che vorreste diciamo entrare nel dettaglio, scrivetemelo pure nei commenti, non riesco più a parlare. Vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video.